Yazui per il sotto, ormai penso che ci conosciamo. Se mi seguite sapete che collaboro con la ditta Yazui. Oggi mi è arrivato un piccolo pacchettino che volevo aprire con voi, una novità per l'autunno, le nuove Deep Edge, insieme a questo bellissimo catalogo della sezione Edge di Scorziello Sassa. Eccole qua. Allora, io ne ho 5 per le mani, delle diverse categorie, perché queste nuove Deep Edge si dividono in 5 categorie di colori, si dividono le guardiamo a catalogo insieme, poi ve le mostro magari in aggiunta. Abbiamo le Tiger, striate, poi abbiamo le Fat Spot, che sono sempre una striatura più fluorescente. Abbiamo le Poligona, che riproducono il gambero. Abbiamo le Stripped, che hanno una linea fluorescente di lato, molto belle. E le Marine, striate di fianco. Sono totanare studiate e concepite per lo spinning sia da terra che dalla barca. Il corpo è formato con tecnologia 3D, quindi è perfettamente bilanciato, il che ci aiuta sia in fase di lancio che nella fase in cui la totanara si appoggia sul fondo a rimanere perfettamente bilanciata. A completare il quadro abbiamo un tessuto che riproduce perfettamente le colorazioni naturali, infatti si chiama Natural Simulation, questo tipo di tessuto, riproduce tutte colorazioni realmente presenti in natura, impreziosite tutte da un occhio 3D con effetto lumo e da questo peso, questa lamina, questa zavorra fatta a lamina che ne garantisce un corretto assetto in acqua e un affondamento graduale. Inoltre un'altra novità importantissima, direi, soprattutto a mio avviso, è il cestello cultiva. Vediamo qui il particolare. Questo è un cestello, diciamo, con una capacità ferrante formidabile, infatti vedrete che ridurremo al minimo le slamature in fase di recupero, molto affilato e abbastanza aperto, come vediamo. Questa secondo me è una delle novità principali di queste totanare. Un'altra bella novità è il tessuto con cui sono costruite. È un tessuto con trama ultravioletta che garantisce un'efficiente fluorescenza della totanara, perché la fluorescenza è data proprio dal tessuto e non da una fase di lavorazione successiva. Quindi come durata della fluorescenza, come qualità visiva è sicuramente migliore. All'uscita saranno tutte disponibili nella misura del 3 con un affondamento di 5,5 secondi al metro, sono 10,5 cm per 14 grammi e mezzo di peso, quindi perfette per lo spinning, e non ci resta che andarle a testare. Non vediamo l'ora, io ho già pronta la mia Supreme Edge, pronta a mietere catture quest'autunno, speriamo. Vi mostro qualche colore in anteprima di queste totanare, così ve le potete studiare con calma, e saranno disponibili penso dei primi di settembre in tutti i punti vendita che collaborano con la ditta Yazui. Grazie ragazzi, al prossimo video.